Si è chiuso il terzo congresso nazionale di gastroenterologia pediatrica a Cragantino, 1 o 2 giorni non solo per formare ed aggiornare i medici del settore con illustri relatori, ma anche per condividere con loro le bellezze monumentali e culturali del territorio agrigentino. Non a caso, titolo del congresso, la gastroenterologia pediatrica adotta un monumento ad Agrigento. Io ho voluto coniugare diciamo, la cultura umanistica, quella che entrando qua ci pervade dalla testa ai piedi, alla cultura scientifica. Normalmente vengono viste come due entità separate, come una dualità. In realtà non è così, la cultura è unica e quindi ho voluto dimostrare con questo congresso, ma già anche l'anno scorso l'avevamo fatto, ma quest'anno ancora di più perché ho dato un compito a questi relatori che sono venuti dal nord e da tutta Italia, un compito, quello di adottare un monumento agrigentino, chiaramente uno spazio di 6-7 minuti, non di più, prima della presentazione del lavoro scientifico. Tutto questo ci sta consentendo contemporaneamente di arricchirci dal punto di vista scientifico, ma anche dal punto di vista umanistico. Noi ce ne ritorneremo a casa, e quindi se ne ritorneranno a casa, io sono agrigentino, quindi un po' questi monumenti li conosco, ma vi assicuro che risentire un po' la storia, perché ogni relatore presenta il monumento con tutta la storia. Abbiamo privilegiato la nostra sicilianità dando una tipologia non convenzionale, ma agganciandoci ai nostri proverbi siciliani che sono diretti e che tanto ci insegnano, e a questo concetto abbiamo aggiunto la possibilità di sposare con la scienza, la cultura, l'arte, la storia di cui Agrigento ovviamente è ricca e per noi è un vanto.